grano per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Ci troviamo a Catron, in provincia di Treviso, confine con Venezia, perché oggi qui c'è stata una giornata di approfondimento proprio sulla coltivazione del grano e dei cereali. Ad organizzarla uno storico mulino della zona che ha chiamato tutti i propri fornitori per raccontare della filiera, per raccontare del passato, del presente e soprattutto del futuro del grano. Perché vi siete inventati questa giornata? Questa giornata è nata da un'esigenza di far conoscere tutti quelli che sono gli operatori che vengono da più regioni, da più realtà, quindi partiamo dalla Toscana, al Friuli, al Veneto, e condividono un percorso che si chiama Oasi. Partito, diciamo, in sordina 20 anni fa ed è nato da questo concetto. Filiera è una parola che dice percorso, tracciabilità, ma non indica dove è stato prodotto, dove è stato conservato. Quindi il fatto di volerlo chiamare Oasi è stata una nostra volontà di individuare i territori di produzione che non avessero delle eventuali contaminazioni, passatemi il termine, ambientali, cioè autostrade, discariche, siti industriali, per un prodotto sempre più salubre. Il nostro impegno è quello di dare un risultato, a partire dal seme, un risultato che sia tangibile in termini di qualità e di quantità. Quindi fin dall'inizio abbiamo individuato quelle che erano le varietà più adatte, dopo abbiamo assieme fatto tutto un percorso di sperimentazione per individuare quelli che fossero i mezzi tecnici più appropriati, che vengono annualmente rivalutati, ricalibrati, anche perché facendo questo le nostre aziende hanno visto che risultati li hanno avuti, ma noi possiamo anche avere sempre, costantemente, il controllo sulla coltura. Quindi sappiamo benissimo che quella coltivazione lì è stata fatta in quel sistema lì, con quegli input lì, quindi diciamo è un percorso che si fa assieme e quindi questa è una maggiore garanzia. E il tutto è nato da una semplice passione ed è stato questo: il pane che fa Racchello lo mangiamo anche noi e noi lo vogliamo mangiare buono e sano. Grazie, adesso i titoli. Guerra e cambiamenti climatici impongono maggiori rese nella sostenibilità ambientale. Questo è l'obiettivo della giornata di studio sul grano e gli altri cereali organizzata dai mulini Racchello a Catron. Tra robot e droni in campo, le richieste del Ministero per aumentare la produzione cerealicola italiana. Aiuti a favore dell'agricoltura per un totale di 1,2 miliardi di euro è quanto ha autorizzato l'Unione Europea per l'Italia, una risposta alla mancanza di fertilizzanti, all'impennata dei prezzi dell'energia, all'aumento di tutti i costi di produzione e alla limitazione nell'export. E tutto questo a causa della guerra in Ucraina. Il prosecco costa il 20% in più e nonostante ciò aumentano gli acquisti. Un vero e proprio caso economico, il vino più venduto al mondo. E se nel 2021 sono state vendute quasi 750 milioni di bottiglie, quest'anno si arriverà agli 800 milioni, toccando i 4 miliardi di euro. Dalla Dipladenia agli Impanties, passando per la Portulaca fiorosa. Sono le piante di moda per questa stagione, suggerite dal nostro nonno Adriano Favaretto. Facili da gestire su terrazze ed avanzali, sono i colori simbolo di allegria e speranza in questa estate. Il rosso inconfondibile che spicca sul verde dei campi di grano. È il papavero che d'inverno ci regala i rosolacci da utilizzare in cucina. Con Renzo Gatto scopriamo invece le proprietà calmanti dei suoi petali rossi, ma anche la simbologia sui campi di battaglia. Sono uno dei simboli della religiosità contadina. Sono i capitelli, luogo di preghiera, ma anche di incontro di comunità fra strade e proprietà. E Ivano, del gruppo folcloristico trevigiano, ci spiega anche l'origine del nome, visto che dalle altre parti vengono chiamati tabernacoli. Varietà nuovissime ma anche grani antichi nell'intervento del professore dell'Università di Padova. Professore, partiamo dal Ministero che vi ha chiesto di rimettere a mano alle schede delle rese dopo 20 anni che si era dimenticato di voi. Siamo dimenticati un po'
in questi ultimi anni della necessità di produrre in casa le materie prime agricole, pensando che di fatto con la globalizzazione tutto era accessibile a prezzi bassi e in qualunque momento. Il Ministero dell'Agricoltura ha questa esigenza importantissima di riaumentare la produzione di materie prime agricole nazionali, cerealicole ma non solo, anche zootecniche, anche di piante oleaginose, e ci ha chiesto di elaborare delle schede per migliorare un po' l'autosufficienza. Il Veneto ha conservato tantissima biodiversità. L'Istituto Strampelli ha un'azione di miglioramento genetico che svolgeva nel passato, è passato come è diventato una banca del germoplasma sul frumento, sulle vecchie varietà di mais, ma anche sulle specie da frutto. Questa collezione comune di Lonigo l'ha presa in mano, una copia va a Veneto Agricoltura ed è importante conservarla perché ci tornerà utile per non solo realizzare nuove varietà, ma anche per mantenere la biodiversità. Che senso ha pensare ancora ai grani antichi? È molto importante in un'ottica di sostenibilità. Sono piante che hanno meno bisogno di fertilizzanti, hanno meno bisogno di acqua, si adattano molto bene in coltivazione biologica su terreni marginali, pensiamo a tutta l'Italia centrale collinare per esempio. Sono meno competitive in pianura qui al nord, però è ovvio, fa parte della biodiversità anche questo, anche produttiva, e noi riteniamo che produrre con meno fertilizzanti costosissimi in questa fase di carenza di materie prime e di acqua di cui sentiamo un'estrema necessità sia un punto di forza. Dobbiamo valorizzare quello che c'è per costruire cose nuove. Questo secondo me è il futuro dell'agricoltura. Grazie professore, adesso le notizie. La Commissione europea ha autorizzato il governo italiano a versare aiuti a favore dell'agricoltura per un totale di 1,2 miliardi di euro. Una risposta alla mancanza di fertilizzanti, il cui prezzo in alcuni casi è aumentato del 300%, all'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia più 50-70%, all'aumento di tutti i costi di produzione e alla limitazione nell'export. Tutto questo a causa della guerra in Ucraina. Dopo la deroga che aveva consentito agli agricoltori di non tenere conto delle imposizioni sul fermo biologico dei terreni, il pacchetto approvato è molto più concreto, fino a 35.000 euro per le imprese agricole, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400.000 euro per le aziende operanti negli altri settori, principalmente nella logistica e nella trasformazione alimentare. I fondi saranno disponibili da subito e andranno incassati entro il 31 dicembre. Sta per iniziare la campagna della cipolla gialla precoce nel nord Italia, con Veneto ed Emilia-Romagna in pole position per le scavature e la messa in vendita. Le prime partite saranno pronte ai primi di giugno, ma il prezzo al mercato rischia di non coprire le spese, col rischio che salti l'intera filiera. I costi di produzione sono aumentati, mentre vi sono ancora scorte di prodotto sia in Italia sia all'estero, per cui non c'è una forte richiesta. Il Ministero dell'Agricoltura ha confermato la proroga al 15 giugno del termine per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune, PAC, per l'anno in corso. I nuovi termini permettono alle aziende agricole di beneficiare degli strumenti europei già previsti, senza rischiare sanzioni per la presentazione in ritardo delle domande. Partenza in rialzo per le ciliegie precoci venete. Il prodotto è stato quotato fra i 6 e i 7,5 euro al chilo. Questo perché di ciliegie locali ve ne sono ancora poche e queste sono state molto richieste, ma anche per le piogge che, se da un lato hanno dato un minimo di sollievo alle coltivazioni, per le ciliegie questo ha significato più cracking e quindi scarto. Continuano le mediazioni in Regione Veneto nella guerra tra alberghi contro agriturismi. Per cercare di trovare un'intesa tra i comparti, la sesta commissione ha proposto di abbassare da 60 a 45 i posti letto negli agriturismo al chiuso e da 60 a 45 le persone ospitate all'aperto, cioè negli agricampeggi. Oggi il limite è di 30, ma la Giunta, con il progetto di legge attualmente in discussione, ha proposto il raddoppio.
Il Prosecco costa il 20% di più sugli scaffali della GDO e nonostante ciò aumentano gli acquisti. L'Asolo del 33,4% nel primo quadrimestre di quest'anno, il Conegliano Valdobbiadene del 27,6%, il DOC del 17,8%. A fronte del 2021, con un incremento delle produzioni cedute sotto i 3 euro a bottiglia e una concentrazione delle vendite superiore al 41% nella fascia tra i 3 e i 4 euro a bottiglia, il primo trimestre di quest'anno ha evidenziato il calo di un quarto delle produzioni vendute sotto i 3 euro, mentre vende di più la fascia dei 4-5 euro a bottiglia. L'anno scorso il mondo Prosecco ha prodotto 753,6 milioni di bottiglie. Non è da escludere che quest'anno possa puntare agli 800 milioni, avvicinandosi ai 4 miliardi di valore. I prezzi all'origine delle fragole sono aumentati del 5,6% rispetto alla settimana scorsa e corrispondono a quelli che si registrano di solito in questo periodo. Tuttavia l'offerta è diminuita. È quanto si legge nell'ultimo rapporto sul settore dei piccoli frutti dell'Osservatorio dei prezzi e dei mercati. Al momento la produzione cumulativa dell'attuale campagna è inferiore di circa il 6% rispetto a quella della campagna 2021. Antonio Pessichetti, il futuro dell'agricoltura, allora i droni satelliti? I droni satelliti permettono una mappatura delle coltivazioni e permettono di acquisire dei dati che possono servire per andare incontro a quello che chiamiamo sostenibilità ambientale ed economica delle aziende agricole. In particolar modo ci dicono come, dove e quanto trattare in campo relativamente ai prodotti di fertilizzazione e di irrigazione. Quindi tutti questi dati servono per ottimizzare l'utilizzo di risorse e prodotti agronomici in campo, sempre con l'ottica di usarne sempre meno ma meglio. Ci sono dei sistemi innovativi tecnologici per cui si utilizzano i droni anche per trasportare del materiale, delle sostanze in campo. L'esempio è nella lotta biologica contro la piralide del mais, quindi equipaggiando un drone di un serbatoio con degli insetti antagonisti al loro interno chiusi dentro queste capsule di cellulosa, vengono rilasciati nei campi ogni 10 metri per coprire in modo omogeneo il campo e andare a debellare il parassita della piralide del mais. È esempio di tecnologia di agricoltura 4.0 in campo. Sì, ma allora in una battuta, l'agricoltore lavorerà meno i campi e sarà più pilota e più ingegnere? Diciamo che ci sarà sempre l'agricoltore in campo che interpreta questi dati, quindi ci sarà un'agricoltura sempre più interconnessa con diverse tipologie di strumenti che possono fornire dati e quindi informazioni sempre maggiori. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte continueremo in questa scuola dedicata ai cereali. Seconda parte di Agricoltura Veneta, come vedete stiamo parlando di grano, di presente e futuro di questa coltivazione in un momento di difficoltà anche del nostro approvvigionamento, e siamo qui a Catron dove si è parlato di innovazione tecnologica addirittura con l'utilizzo dei robot. Giovanni Causapruno, ma cosa c'entra un ingegnere con l'agricoltura? Beh, ormai oggi l'agricoltura digitale è l'unione di ingegneria con agronomia e con conoscenze tecniche in campo. Per portare il digitale in agricoltura sono necessari ingegneri come noi che però si applicano poi su quella che è la pratica in campo. La tecnologia riuscirà ad abbattere i costi della carbonizzazione in agricoltura? Solitamente nei prodotti agroalimentari la principale causa è relativa agli input primari con l'utilizzo di fertilizzanti, quindi applicare meglio gli input produttivi all'interno dei propri campi nelle lavorazioni che fanno e conseguentemente produrre meno CO2. Tra i vostri clienti molto attenti alla carbonizzazione addirittura c'è la Kraft. Esatto, con loro abbiamo fatto un progetto sperimentale quest'anno sul grano tenero in Italia con risultati importanti dove siamo andati a riconoscere quelli che sono i principali prodotti che impattano sulla CO2 in modo da poterli ridurre attraverso dei protocolli e dei disciplinari dedicati. Senta, come ci si confronta con colossi come la Lavazza? Sono progetti estremamente interessanti, noi lavoriamo con Lavazza su tantissimi progetti sia con la fondazione che con la corporate Lavazza su 6 paesi in Sud America
Con loro è molto importante, diciamo, affrontare i temi della sostenibilità e della tracciabilità alimentare, che sono quelli che oggi i consumatori chiedono sempre di più. Quindi non bisogna avere paura, insomma, del futuro. Assolutamente no, anzi è un'ottima opportunità da sfruttare. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Siamo nel mese di maggio ed è tempo di pensare anche di rinnovare i nostri davanzali, i nostri balconi. Quali sono i fiori di moda quest'anno? Qui abbiamo ad esempio la dipladenia, vedete, è una pianta rampicante, ha questa struttura che serve proprio a sorreggerla, poi chiaramente bisognerà cambiare il vaso. Ha qua il bisogno, e per il bisogno si intende che si annaffia al mattino o alla sera tardi, metteteci un sottovaso. Importante però che sul sottovaso non rimanga acqua stagnante per una giornata, perché quando arriva il sole picchia la fa bollire l'acqua e quindi ne va a mandare in crisi anche la pianta, perché lessa le radici in pratica. Altra pianta, questo Impanties, che va bene in pieno sole, a mezz'ombra e anche all'ombra. Mai bagnare i fiori, ma qualsiasi pianta non si bagna mai i fiori, sempre da sotto. Se mettete in vaso, terriccio normale, universale, piantate bene, fate attenzione di non seppellirli proprio, lasciateli sempre che ci siano le classiche 2 dita di spazio per tenere l'acqua, e anche questi vi daranno una bella resa. Un altro fiore di moda quest'anno potrebbe essere la portulaca, da non confondere, vedete, un sacco di fiori e di colori anche. Io ho preso queste 2 giusto per fare l'esempio, ma da non confondere, ripeto, con la portulaca, l'erba grassa che noi abbiamo sul giardino, in mezzo al giardino, diciamo, no? Che se fa sì una fiorescenza, ma non così evidente, insomma. Questa qua non ha bisogno, potete dimenticarne anche darle da bere. La potete piantare in terra, la potete mettere in vaso, vedete, è pendente, quindi cresce e sviluppa verso giù, o tappezzante, e se proprio non aveva ben niente, qua è una montagna dei gerani, colori finché vuoi, bianchi, rossi, rosa, viola, rampicanti, edera, poca manutenzione, fa sempre il bel effetto, gli anche l'odore che tiene distante i mussati, ma soprattutto gli ha un effetto che serve a colorare i nostri balconi e le nostre terrazze. Mi raccomando, fai un bel lavoro. Riccardo Barsantini, meno agricoltori, più robot in mezzo ai campi? Allora, più che meno agricoltori, visto che gli agricoltori non trovano un supporto, un aiuto come manodopera, diamo un supporto agli agricoltori per fare gli agricoltori. Come si può coniugare la tecnologia con la sostenibilità? La maggiore efficienza nell'utilizzo dei mezzi tecnici aiuta a un risparmio diretto sull'agricoltore. Da un punto di vista ambientale sostituisci utilizzo di chimica con delle attrezzature meccaniche. La meccanizzazione imporrà un'ulteriore riduzione di agrofarmaci. Io, provenendo dal settore agrofarmaci, abbiamo la consapevolezza che la disponibilità di principi attivi sarà sempre inferiore e la Comunità Europea ci sta indicando chiaramente la direzione, pertanto la meccanizzazione tornerà ad essere un supporto per la difesa e per il diserbo che gli agrofarmaci non saranno più in grado di fare. Vediamo delle immagini di una macchina che lavora le orticole in maniera puntuale e precisa, sembra quasi fantascienza. 10 anni fa era fantascienza, oggi è macchina vendibile, già presente ad esempio in California, è già stata utilizzata. L'algoritmo è complesso perché deve riconoscere la piantina e la deve mappare su un software. A quel punto l'organo meccanico viene comandato per mettersi in moto e pulisce nell'intorno della pianta. Non solo quindi sarchiatura tra le file, ma anche sulla fila. Insomma, meno agricoltori, più ingegneri nelle nostre aziende agricole. È un obbligo, è già una strada intrapresa, è una strada anzi che dobbiamo sostenere per dare una mano a coloro i quali non hanno ancora un supporto di competenza adeguato a svilupparlo per essere competitivi non solo all'interno del mercato nazionale ma anche e soprattutto internazionale. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Dato che questa puntata parla del grano e dei cereali in genere, ecco che noi allora parliamo del fiore che accompagna i campi di grano, cioè il papavero rosso.
Di papaveri ne esistono circa 400 specie, tra cui il papaver somniferum o papavero da oppio, ma noi parliamo del papavero roeas, detto anche rosolaccio o rosa dei campi e in dialetto rosolina. Del papavero rosso, nella medicina popolare, si utilizzano i petali. Si preparano degli sciroppi per la tosse, per la raucedine e anche si fanno delle tisane per conciliare il sonno, in quanto ha una blanda, molto lieve attività ansiolitica e sedativa. Molto utilizzato comunque anche per il suo colore rosso, per cui dà un bel colore alle tisane. Prendete 2 grammi di petali di papavero rosso, aggiungete 3 grammi di foglie di melissa, versate sopra i 150 ml d'acqua bollente, lasciamo in infusione per quei 5-6 minuti, dopodiché filtriamo, lasciamo raffreddare e possiamo berne 1 o 2 tazze al giorno, proprio come effetto sedativo, come effetto ansiolitico. Un'avvertenza: l'uso massiccio di petali di papavero può dare degli effetti tossici, per cui evitare l'uso nei bambini sotto i 2-3 anni di età e anche nell'adulto utilizzarlo con una certa sobrietà. Termino con 2 curiosità. La prima: perché si dice gli alti papaveri intendendo le persone di potere? Perché Tito Livio racconta che Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma, per mostrare al figlio come si conquista il potere, disse che bisognava eliminare le persone potenti e mentre diceva questo prese un bastone e recise tutti i papaveri del suo giardino che erano più alti del grano. Da quel momento ecco che le persone più potenti venivano rappresentate come gli alti papaveri. Seconda curiosità: il papavero viene posto anche a simbolo dei caduti in guerra, soprattutto dai francesi e dagli inglesi, tanto che il giorno del ricordo dei caduti, l'11 novembre, si appuntano sulla giacca un fiore di papavero rosso. Questo deriva dall'usanza di Gengis Khan di spargere nei campi di battaglia i semi di papavero. Così crescevano questi fiori rossi a onore e ricordo del sangue dei caduti in battaglia. Dalla Toscana fin qui in riva al Sile per imparare a coltivare il frumento? Allora, dalla Toscana fino a qua, perché siamo dei produttori che operiamo noi nel biologico dal 2001, quindi diciamo abbiamo maturato già una buona esperienza, per portare esperienza diciamo, e quindi direi che in questo momento continuiamo a crederci, nonostante poi l'altro anno il mercato diciamo del biologico, con la differenza del convenzionale, non ci abbia dato poi tanta ragione, però comunque facendo parte di filiere come questa del Molino Rachello riusciamo a fare dei prodotti che sono di nicchia e quindi che sono valorizzati diciamo nel giusto modo. Impressionato dai robot, dei droni e quant'altro? Sì, anche se comunque un po' si conoscevano, poi andando nel dettaglio sì, probabilmente è un'agricoltura che cambierà nei prossimi anni e la sfida rimane al passo con i tempi. È il direttore di un consorzio, conosce bene gli agricoltori. Secondo lei sono pronti ad accettare questa svolta epocale? Io credo che questo sia un passaggio obbligato. Le nuove tecnologie, l'agricoltura 4.0 credo sia il futuro, così come ormai è la richiesta da parte del consumatore che vuole sempre prodotti più sostenibili, più attenti all'ambiente e meno possibile contaminati da sostanze chimiche. È evidente che l'agricoltore dovrà essere stimolato, dovrà essere istruito e dovrà essere sensibilizzato a quelle che sono le nuove richieste da parte del mercato e anche dall'Unione Europea. Infatti la nuova politica comunitaria per i prossimi anni sarà a sostegno di un'agricoltura assolutamente sostenibile, compatibile con l'ambiente, parsimoniosa dell'acqua e parsimoniosa di tutte le altre risorse naturali. Presidente, lei è anche produttore, che cosa ha imparato da questa lezione oggi? Quello che porto a casa, che fa le filiere, è l'unico modo per salvaguardare le nostre produzioni. Dobbiamo avere paura di questa tecnologia, dobbiamo affrontarla, gli agricoltori sono pronti ad accettare questa svolta, che è una svolta comunque epocale. Dobbiamo imparare a gestirla. Adesso noi siamo alle previsioni.
un anticiclone, ancora un anticiclone Azzorre, che è tipico ormai verso la stagione estiva, ecco, si è formato, si estende verso di noi, come evidente dalla carta, però man mano che si sposta verso est si indebolisce e i confini proprio, i bordi di questo anticiclone sono sulle nostre zone, quindi noi siamo protetti ma non totalmente. Questo vuol dire che da quella posizione l'anticiclone favorisce, non ostacola una discesa di aria più fresca da nord, aria fresca che va a scontrarsi, confluisce con aria più calda. Ormai in pianura abbiamo temperature da qualche giorno veramente estive, anzi qualche volta queste temperature non si verificano nemmeno a luglio-agosto, oltre 30 gradi, sempre all'ombra ricordo, e quindi valori minimi intorno ai 20 gradi. Ecco, la confluenza, lo scontro tra queste due masse d'aria darà vita sicuramente sui rilievi, su quelli che guardano a nord con più probabilità e sulla zona pedemontana, a qualche fenomeno di instabilità, quindi qualche temporale. In pianura si dovrebbe risolvere il tutto in un aumento della nuvolosità, formazione di cumuli imponenti, qualche piovasco molto isolato. E questo per il fine settimana. Per quanto riguarda la prossima, abbiamo l'anticiclone che si sposta ulteriormente, si rafforza verso di noi, ci protegge maggiormente, quindi si interrompe questo flusso di aria fresca instabile, quindi avremo stabilità per quasi tutta la settimana. I venti per ora sono variabili, deboli, con qualche rinforzo durante qualche temporale. Le temperature, l'abbiamo dette, minime intorno ai 20 gradi in pianura, che sono altissime, ma soprattutto le massime 30-31 gradi in pianura, temperature rilevate in capannina, quindi all'ombra, al sole sono magari 10-15 gradi di più addirittura, ecco, quindi fa molto caldo. L'alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Gabriele Racchello, abbiamo visto questa giornata di lezione e adesso? Questa giornata di lezione per gli agricoltori ma anche per tutti noi, una giornata di formazione per imparare a coltivare in modi più innovativi, sempre con l'obiettivo di essere più sostenibili possibili, quindi trattare meno le coltivazioni, usare meno concimazioni, fare un cibo più sano, ma tutto questo è già diventato una richiesta da parte della Commissione Agricoltura del Senato di portarle le nostre esperienze per raccontare un po' anche le difficoltà della filiera e del mondo agricolo. E adesso questo diventerà nelle prossime settimane una serie di incontri con i nostri clienti, perché dopo aver condiviso con i fornitori questa giornata vogliamo condividere con i clienti questo progetto, perché vogliamo che veramente lo vedano effettivamente in tutte le sue fasi e si rendano conto di tutto il lavoro che c'è a monte per arrivare ad avere un grano, una materia prima e quindi una farina, che è il nostro prodotto, che sia assolutamente sano, sostenibile e che quindi permetta loro di dare un prodotto migliore al consumatore. Grazie, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Ivano e al gruppo folcloristico trevigiano e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, siamo a maggio, uno dei mesi più bei dell'anno e sto mese si dedica a Madonna. Quando le campane suonava l'Ave Maria verso le 8 di sera, si partiva anche a piedi scalzi attraverso i campi, su strade piene di sassi e di polvere, si andava a dire il fioretto, il capitel del paese. E donne ogni sera e portava i fiori freschi e rose e cae, passava o a suora o il piovan, e recitava il rosario e tutti rispondeva. C'è da dire, sempre sul mese di maggio, che 3 giorni prima dell'assenza si andava da capiteo a dire erogazione, a pregare il Signore perché salvasse dal maltempo, dalle intemperie, dal brutto tempo, dai temporali, i raccolti e i campi. Come che vediamo qua, si raffigura a Madonna dei Campi. Ste immagini, sti bassi rilievi, di solito venivano fatti da persone del passaggio che in cambio del mangiare o del dormire si metteva sul capiteo e assava sto bel dipinto o sta bella scultura.
Dopo, in occasione di una processione o della festa del paese, passava il piovan per dare una bella benedizione. Una curiosità importante che sta struttura è solo qua sul Veneto che viene chiamata capiteo, in tutta Italia tabernacolo. Da una ricerca storica, il primo capiteo è stato fatto nel I secolo d.C. da San Prosdocimo con l'immagine di Maria Santissima, in fianco proprio accesa di Madonna Granda o Santa Maria Maggiore. Perché viene chiamato capiteo? Perché riprende la parte superiore dei colonne romane che si trovava qua sul nostro territorio e che faceva da caposaldo. E visto che avevamo parlato di Roma, finisco con un proverbio che dice che chi che va a Roma con un saccotto diventa abate vescovo devoto. E non dico altro. Vi saluto, stemme bene e avanti sempre!